non conosce Compagni di scuola, un film cult che dopo 37 anni è a teatro. Sono Fabris, primo banco a destra. Ma non ci prova, tu ci hai avuto un crollo. L'ottavo grado dalla scala per calli però, È una delle prime battute del film e resta memorabile. Era il 1988, nelle sale italiane usciva Compagni di scuola, diretto e interpretato da Carlo Verdone. A distanza di 37 anni arriva un'inedita trasposizione teatrale. Fabris, Porello, ma che c'ha avuto? Un cast d'eccezione che ricalca l'impianto originale del film, con i suoi personaggi indimenticabili, a partire dal Patata, ruolo che Verdone riservò per sé. Finalmente gliel'ho fatta. Piero Ruffolo, professore. Il ruolo? È un pauroso, è un incerto, è forse un personaggio che non vuole crescere mai. La mattina scendo con la vestaglia, le ciabatte, con un piatto di spaghetti della sera prima e da mangiare ai gatti. Una trama di successo con le sue battute sagaci ma permeata da un fondo di malinconia che ritroviamo anche nel ruolo che fu di Nancy Brilli. Sposata? Mantenuta? Mantenuta? Ci sono le parole, usiamole, no? La battuta che mi piace di più è che bella casa che hai, e lei risponde è bella adesso perché ci siete voi. Una storia in cui è facile riconoscersi, dal timido Fabris al fallito Tony Brando, reso celebre da Christian De Sica. Bruno Cervulli, in arte Tony Brando, 30.000 followers. Nel cast anche Leonardo Bocci e Stefano Ambrogi, alias Walter Finocchiaro. Finocchiaro è quello che veramente, anche nella sua ignoranza, nella sua semplicità, è quello che è: pane pane, vino al vino. In scena al Nuovo Teatro Orione di Roma fino al 9 marzo, Compagni di scuola è una commedia amara, come il film di Verdone, divenuto un cult.